se tu sapessi quello che gli iscritti, non infatti, solo i votanti o quelli alle primarie, del PD pensano... Scusa, perché voglio su questo coinvolgere anche Di Pietro, perché Di Pietro comunque è ed è stato soprattutto un importante dirigente dentro l'alleanza del centro-sinistra. Quell'alleanza lì ha dei punti di continuità con questo centro-sinistra che si sta accasando sotto il tetto di Enrico Letta. È possibile ridisegnarlo un altro, magari partendo da quei dissidenti di cui si stanno facendo anche dei nomi? Io parto da un presupposto che non ho capito cosa è cambiato, perché domani c'è la stessa maggioranza di ieri, falsa e finta maggioranza, perché da domani si dovrà cominciare a ridiscutere del tema IVA sì, IVA no, IMU sì, IMU no, e come al solito io credo che ci sarà un governo che avrà una parte della sua maggioranza all'opposizione, perché gli farà sempre lo sgambetto, lo sgambetto, lo sgambetto. Quindi oggi credo, come ha detto all'inizio la collega Parsanisi, che ha detto è una buffonata, io credo che sia una buffonata, non ho capito ancora chi si toglie fuori da essere buffone rispetto su questa storia. Quindi io personalmente sono dell'idea che in un paese civile devono essere i cittadini a scegliere chi li deve governare, chi deve andare in Parlamento, e i cittadini devono essere a scegliere chi mandare a casa. Ma lei che conosce i dirigenti del Partito Democratico? Quale Partito Democratico? Scusami, facciamo a chiarirci. Anche questi dirigenti sono bene o male sono sempre No, io conosco due partiti democratici, uno in cui speravo e con cui volevo e vorrei e mi auguro di poter fare un'alleanza per poter dire ai cittadini qual è il programma, qual è il progetto, e chiedere un voto o un non voto come molti non ci daranno, per l'amore di Dio. Altro è invece una vecchia dirigenza o figli di dirigenti, figli politici di dirigenti della democrazia della balena bianca di una volta, che mostrano un po' di qua, mostrano un po' di là, stanno sempre dovunque, chiamandosi in un modo e in un altro, che si chiamano Giovanardi, che si chiamano Letta, che si chiamano così, che si chiamano così. Come li vedi, li trovo un po' da una parte e un po' dall'altra. Io personalmente quindi mi auguro che ci sia da parte del Partito Democratico uno scatto di dignità e un ritorno alle elezioni al più presto, con un'alleanza di programma, e non questa buffonata di dire agli elettori votateci perché noi, per l'amore di Dio, siamo contro Berlusconi. Ma guarda che Berlusconi non è più lui il problema, il problema è il berlusconismo che ha invaso il paese. Sì, ma questa cosa qui può durare o no dentro il centro-sinistra? Perché Mineo, io l'ho bloccato quando stava parlando di incontri che sta avendo con il popolo del centro-sinistra, che immagino non sia affatto contento di questa situazione. Può durare o no questa roba? Ma torno a ripetere, Berlusconi ha detto in modo forte e chiaro che vuole alcune cose, tra cui tutta una serie di interventi sulla magistratura. Il centro-sinistra che farà? E anche Mineo che farà, perché si deve dissociare Mineo, perché io lo conosco molto bene. No, e so certo che assolutamente, guarda, Di Pietro, su una cosa è sicuro, ti posso garantire, non c'è nessuno nel gruppo dirigente del PD che è disposto a dare a Berlusconi quelle cose lì. Da questo punto di vista ne sono abbastanza tranquillo, perché sennò la mia preoccupazione sarebbe grandissima. E allora perché non chiedi, scusami, perché non chiedi pure tu, insieme a tutti noi, che ci sia, quando si deve decidere sulla decadenza di Berlusconi, un voto palese e non occulto, in modo che tutti possiamo saperlo che ho fatto. Guarda, io devo dire a Di Pietro, fai una mozione, tu che sei dentro, fai una mozione in modo che tutti possono sapere, possono sapere come votano. Con grande simpatia, però ognuno di noi ha la sua cultura. Io non sono per cambiare le regole in corsa. Se noi cambiassimo le regole che ci sono, purtroppo o per fortuna, per Berlusconi, ci metteremmo dalla parte del torto. Ma non è per Berlusconi, la decadenza già di successo altre Berlusconi volte. sarà votata. Posso finire? Sì. Finire? Volevo dirti però due cose di carattere generale. La prima, la legge elettorale si deve fare, oggi Letta lo ha detto, ma è pronta lì anche 6 mesi fa. Discussione della affari però costituzionali del Senato, e si farà. Però non immaginare che potremo darti la legge elettorale in cui si sa
chi governa, ti potremo probabilmente dare la legge elettorale in cui l'elettore sceglie l'eletto e in cui si evita quella porcheria del premio di maggioranza al primo turno, ma tieni conto che il bipolarismo è morto in questo Paese e quindi che dalle elezioni esca il sicuro vincente non è detto, se non con una legge truffa che non faremo. Primo. Seconda questione, la ragione di questa difficoltà è che la politica italiana è un deserto, cioè non c'è soltanto la crisi palese del centrodestra, ma c'è una lunga subalternità. Di Pietro, pure tu hai una parte delle colpe, una lunga subalternità di tutta la sinistra riformista, democristiana, postcomunista, rivoluzionaria, di pietrista, una lunga subalternità al fenomeno Berlusconi. L'unica cosa che non mi puoi rimproverare. Poi c'è il 5 Stelle. C'è i 5 Stelle. No, è l'unica cosa che non mi puoi rimproverare, amico mio. Io dico che oggettivamente starei già in Parlamento se mi fosse accodato al governo Monti prima e al governo Letta poi. Starei già in Parlamento. Non ho detto che hai fatto accordi con Berlusconi. Perché non ho accettato di stare a metà. Cioè, io credo che sia vergognoso l'idea che quando un governo cade sarebbe una calunnia. Fatemi chiudere. Però chiudi il ragionamento, sì. Finisco. Sostengo che c'è un problema generale della sinistra, una difficoltà generale a prendersi da sola il governo del Paese. C'è 5 Stelle, fra l'altro, che ha preso un sacco di voti. Lo schema delle larghe intese, che per fortuna penso sia in via di superamento, escludeva 5 Stelle. Questo è sbagliato, perché escludere, permettetemi, la forza emergente è un errore in democrazia. Però 5 Stelle, tra poco sentirete Morra, lo so, non ha una priorità, non riesce a dire due cose che vengano prima. Avete sentito l'intervento oggi al Senato? Allora, era un questo elenco. non è vero, no, questo non è vero, perché il 5 Stelle ha fatto una mozione per cambiare la legge elettorale e voi avete votato contro. Questo non è vero, voi avete votato contro. Guarda, io sono per prendere la proposta di legge del 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali e prenderla come base. Allora, mi impegno, sono per prendere la mozione del Movimento 5 Stelle presentata al Senato. Io le parole le mantengo. Allora, fatemi rientrare per come base per una discussione.